Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sono ingenti i danni causati dalla fortissima mareggiata che si è abbattuta sulla costa tirrenica cosentina, onde gigantesche come non si vedevano dal lontano 1989. L'acqua ha invaso strade, case e divelto tutto ciò che ha trovato lungo il percorso. Manifestazione a vivo dell'Associazione Libera in occasione della giornata della memoria per ricordare le 970 vittime di mafia. Oliverio domani incontra i consiglieri regionali di maggioranza per affrontare l'argomento rimpasto di giunta. In prima battuta la sostituzione di Roccisano e Viscomi. È stato individuato e arrestato dalla polizia un minore di etnia rom ritenuto l'autore della rapina ai danni di un'anziana avvenuta a Lamezia il 28 febbraio scorso. Sequestrata dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Cosenza un'automobile dal valore di 26.000 euro appartenente al boss Franco Muto, detenuto in regime di 41 bis. Il Rende, sconfitto a Lentini dalla Sicola Leonzio di Catanzaro, conquista un punto in casa. Buonasera dalla redazione del TG. Dunque sono davvero ingenti i danni causati dalla fortissima mareggiata che si è abbattuta sulla costa tirrenica cosentina, onde gigantesche come non si vedevano dal lontano 1989. L'acqua ha invaso strade, case e divelto tutto ciò che ha trovato lungo il percorso. Situazione critica anche nella Metina, a Nocera Terinese, diverse le persone bloccate nelle proprie abitazioni. I nostri servizi, vediamo. Sì, purtroppo siamo stati sorpresi da questa forte mareggiata, ci siamo adoperati con tutti i mezzi del comune, abbiamo allertato la protezione civile, i vigili del fuoco, stiamo aspettando che venga la protezione civile e noi stiamo facendo del nostro meglio. Un cittadino di Acquapesa ha rischiato di essere risucchiato dal mare, si era avvicinato troppo e un'onda lo ha travolto trascinandolo. È riuscito a salvarsi aggrappandosi ad una rete di recinzione. Un blocco di cemento a Campora ha travolto un'automobile. A Longobardi invece è crollato un muro di contenimento della linea ferroviaria. Effetti e conseguenze delle mareggiate che si stanno abbattendo sulle coste calabresi. Drammatica la situazione sul Tirreno cosentino. A Cetraro un dirigente comunale evidenzia la straordinarietà del fenomeno. Stiamo intervenendo, siamo tutti in allerta, l'amministrazione, tutta la parte tecnica, stiamo vedendo di fare il possibile per fronteggiare l'emergenza. Sarebbe opportuno che intervenissero altri enti con più capacità nostre, deputati a fronteggiare un'emergenza tale, perché la macchina comunale non è che può, diciamo, fare fronte ad un'emergenza del genere. Abbiamo 9 chilometri di coste che sono interessate da una mareggiata che non si vedeva forse da oltre 40 anni. In allarme i pescatori di San Lucido, preoccupati per le proprie imbarcazioni in balia delle onde. Chi ha cercato di mettere a sicuro i preziosi mezzi di lavoro e sostentamento ha rischiato sulla propria pelle. Tutti i pescatori rovinati, sì. Barche che abbiamo perso, barche che si stanno perdendo e stiamo qua di mezzanotte fino alla mattina a guardare le nostre barche qua e ancora non ci possiamo andare neanche a mangiare a casa, che siamo stati guardia qua a guardare tutte le barche. Purtroppo questo è il nostro mestiere, se perdiamo questo abbiamo finito. Moriremo di fame più che ci stiamo morendo. L'abbiamo salvata per 29,30 che si era girata e poi se ne è tornata a mettere un'altra volta alla cosa. Ma abbiamo messo una corda che purtroppo sono caduti i massi. Dobbiamo mettere questo porto più a sicuro. La decina di barche sono state affondate, si vedono, sono tutte a fondo, barche piccole, tutte a fondo. Dentro tutti pezzi e pezzi. 4 macello stanotte, stamattina a casa ma speriamo che non ci è scappato un morto, meno male. C'era quasi arrivato. C'era quasi, mia nipote si è spargellata tutta la pace.
Il 21 marzo 2018 sarà ricordato a lungo sul Tirreno Cosentino, non come un qualsiasi inizio di primavera, ma come il giorno in cui si è verificata una delle peggiori mareggiate degli ultimi 30 anni. Siamo a Fuscaldo, dove il mare, già negli ultimi giorni, aveva dato qualche avvisaglia, ma oggi è andata peggio, molto peggio, così come sull'intera costa tirrenica. Anche a Fuscaldo il mare ha fatto la voce grossa. Le barche ormeggiate sono state sollevate fino alla sede stradale e le onde sono arrivate fino al centro città. Ecco le immagini riprese dai cittadini che hanno assistito alla scena dai propri balconi. Il mare nelle strade non si era mai visto, dicono gli autori del filmato, con stupore e preoccupazione, ma anche con il disappunto di chi negli anni ha chiesto interventi risolutori per una situazione che si trascina da tempo e va peggiorando. Probabilmente questa mareggiata è di intensità maggiore rispetto a quelle che hanno interessato la zona in precedenza, ma il restringimento delle spiagge, le ondate sempre più vicine alle case, i danni al lungomare e alle altre opere murarie sono all'ordine del giorno, nonostante, dopo anni di attesa, siano stati eseguiti nei mesi scorsi dei lavori di difesa del litorale. Nei giorni scorsi le ondate avevano preso di mira i soliti tratti del lungomare sud, danneggiando ulteriormente muri e pavimentazione del marciapiede. Ecco l'ennesima voragine che si è aperta sul tratto già interessato dalle settimane precedenti. Adesso stanno comparendo nuovi avvallamenti e il lungomare rischia di sprofondare in diversi punti. Il mare fa paura e distrugge il litorale tirrenico cosentino e catanzarese. Le onde che travolgono il lungomare arrivano direttamente nelle case e nelle strade. Le segnalazioni arrivano alla centrale operativa della Protezione Civile, dove si registrano le situazioni più critiche. Al momento abbiamo segnalazioni di eventi, quindi aperture di emergenza su Cetraro e Acquapesa e poi più a sud su Nocera Terinese. Sono aree nelle quali abbiamo attivato i sopralluoghi, stiamo facendo attività di tipo ricognitivo. Anche il centro abitato è in emergenza, i residenti si difendono come possono, intanto i tecnici dei comuni e la protezione civile sono al lavoro. Facciamo un'attività tecnica di supporto ai sindaci per prendere le decisioni che in prima battuta sono, ripeto, per salvaguardare la pubblica incolumità, quindi se c'è da operare sgomberi o diciamo, misure precauzionali di questo tipo. Successivamente, se ovviamente quando la mareggiata sarà in fase di calo, c'è la necessità di eventualmente di utilizzare delle idrovore per diciamo, aiutare tecnicamente i sindaci, vediamo se possiamo attraverso anche le associazioni di volontariato dare questo tipo di assistenza tecnica. Le mareggiate, la furia delle acque e il vento, nemiche dei paesi che ogni anno fanno i conti con l'emergenza. Cetraro, San Lucido, Fuscaldo, Acquapesa, Mantea, Nocera Terinese sono in ginocchio. E per le prossime ore cosa c'è da aspettarsi? Al momento siamo in allerta gialla e non sappiamo, probabilmente continuerà anche domani. Era prevista questa mareggiata? Sì, assolutamente, erano previste condizioni meteo particolari con venti forti e ovviamente anche allerta di tipo idrogeologico nella giornata di ieri, di oggi, ripeto, bisogna in particolare sulla parte tirrenica. E 3 persone con difficoltà motorie rimaste bloccate nelle proprie abitazioni proprio a causa della mareggiata che ha colpito la costa tirrenica cosentina sono state soccorse e messe al sicuro dai militari dell'ufficio circondariale marittimo Guardia Costiera di Cetraro. L'intervento si è svolto nelle vicinanze del lungomare di Acquapesa, dove l'acqua ha allagato i piani terra di alcuni stabili. In particolare i militari hanno prima soccorso e fatto uscire dall'abitazione una coppia di anziani, prelevandoli fisicamente e affidando ai parenti presenti in zona. Poi hanno assistito un adulto con difficoltà motorie accompagnandolo insieme ai suoi 2 cani fuori dall'abitazione che stava per allagarsi. I militari della Guardia Costiera hanno anche prestato assistenza ad una persona diversamente abile rimasta bloccata nella propria autovettura. A Vibo adesso per la manifestazione dell'Associazione Libera in occasione della giornata della memoria per ricordare le vittime di mafia.
Straordinaria partecipazione questa mattina per la giornata della memoria che ha avuto in Vibo Valentia la piazza regionale. La scelta di Vibo Valentia è scaturita dai dati preoccupanti relativi a questo territorio. 27 lenderine censite, uno stillicidio di attentati intimidatori nei confronti di imprenditori e commercianti, decine e decine di case di lupara bianca, 2 comuni sciolti per mafia e commissariati, 3 commissioni d'accesso in altrettanti comuni, una provincia che annovera la più bassa percentuale di riutilizzo sociale dei beni confiscati. Eppure, e per fortuna, proprio da qui è partito oggi un messaggio corale di speranza. Un momento bellissimo, ci dà la carica per andare avanti e soprattutto per lanciare da questa terra di Vibo Valentia un messaggio a tutta la Calabria, e lo facciamo attraverso il dolore dei familiari che hanno aperto questo meraviglioso corteo. Un messaggio di speranza per questa terra, un messaggio di liberazione dall''ndrangheta, un messaggio di liberazione da ogni forma di violenza e di corruzione. Almeno 10.000, soprattutto giovani e studenti, una marea straordinaria che ha invaso un'intera città che si è fermata per accoglierli e partecipare alla giornata della memoria e dell'impegno organizzata dall'Associazione Antimafia Libera. Oggi è un giorno importante perché tutti noi siamo qui a manifestare contro le vittime innocenti, spesso anche bambini, colpiti da questi gruppi illegali di persone senza scrupoli che agiscono senza pensare alle conseguenze e senza avere un po' di pietà, un po' di amore, bontà verso il prossimo, verso il più debole. Penso che sia importante riuscire a lottare tutti quanti rispetto a questa causa, e se coloro che lottano sono i ragazzi giovani, allora c'è davvero una speranza. A Catanzaro il Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema ha incontrato le autorità istituzionali locali, poi al termine dell'incontro l'adunanza della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria. Ha parlato di carenza di organico, come era prevedibile, il neopresidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, a Catanzaro, dove ha presieduto un incontro alla sezione regionale della magistratura contabile. È fiducioso comunque che entro la fine dell'anno si avrà un incremento del personale, visto che è una problematica che non riguarda solo il nostro sistema regionale. Alle nostre latitudini si avverte di più, è vero, ma Buscema fa sapere di aver attivato procedure concorsuali di reclutamento per risolvere una volta per tutte la vicenda entro la fine dell'anno, ribadendo inoltre che anche la sezione della Calabria sarà tenuta presente nelle scelte della Corte. Gli altri argomenti trattati quest'oggi, alla presenza tra gli altri del Presidente Tommaso Salomone, del Presidente Rita Loreto, del Procuratore regionale Rossella Scerbo e del Segretario Generale Consigliere Franco Massi, hanno riguardato gli interventi normativi, la corruzione ed il lavoro, tematiche di stretta attualità che interessano i cittadini. Attenzione alle problematiche che nascono dai cittadini, perché è bene che i cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà, le famiglie che non arrivano a fine del mese, sappiano che c'è qualcuno che vigila sulla corretta gestione delle risorse. Non dobbiamo soltanto svolgere il nostro ruolo, dobbiamo far conoscere a tutti, tramite anche voi, tutti i giornalisti, e far comprendere bene il nostro ruolo, quello che noi svolgiamo, quello che noi facciamo per il servizio del Paese. Il nostro è un servizio che viene reso alla comunità. Quindi è bene che su ciò che noi facciamo sia data una giusta, corretta e tempestiva comunicazione. All'incontro c'era anche il governatore Oliverio, oltre al Presidente del Consiglio regionale della Calabria e le autorità civili, militari e religiose. Al termine dell'incontro ha avuto luogo l'adunanza della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria, per la prima volta presieduta dal Presidente Angelo Buscema, alla quale hanno assistito anche i giornalisti. La ripresa economica passa attraverso il lavoro, dare possibilità di lavoro e di rilancio, questa è la tematica essenziale. Il lavoro è la base della nostra ripresa come Paese. Il governatore Oliverio domani incontra i consiglieri regionali di maggioranza per affrontare l'argomento rimpasto di giunta. Il risultato delle elezioni dello scorso 4 marzo, come si riflette sul governo della regione? Secondo il governatore Oliverio non ci sono problemi perché la maggioranza c'è, dice, resiste, tiene. L'unica cosa che Oliverio deve portare a termine è quello del rimpasto di giunta e domani ha convocato i consiglieri regionali di maggioranza per fare il punto della situazione. Scenari normali, c'è una maggioranza che naturalmente è stata eletta dagli elettori, ed è una maggioranza che deve rispondere agli elettori. Noi siamo impegnati a rilanciare l'attività amministrativa,
Naturalmente affronteremo questi nodi, domani ci sarà una riunione di maggioranza da me convocata e subito dopo, a seguire, poi affronteremo anche i problemi del rilancio e dell'adeguamento della Giunta, considerato che con la elezione del vicepresidente Viscomi in Parlamento e la necessità di sostituire due assessori, l'assessore Barbalaci e l'assessore Roccisano, che da tempo ormai non esercitano questa funzione, noi abbiamo il problema appunto oggettivo di affrontare appunto il problema della Giunta, del rafforzamento della Giunta. Lo faremo con grande serenità e con grande autonomia e libertà, perché appunto, come ho avuto modo di dire in più occasioni, il Presidente della Regione ha il mandato degli elettori che viene conferito che gli è stato conferito dagli elettori, e risponde agli elettori, chiaramente, ai calabresi in questo caso. La cronaca adesso: è stato individuato e arrestato dalla polizia un minore di etnia rom, ritenuto l'autore della rapina ai danni di un'anziana avvenuta a Lamezia lo scorso 28 febbraio. L'anziana cammina claudicante sul marciapiede in via dei Mille a Lamezia Terme, sta andando dal medico e il 28 febbraio scorso un giovane la segue, in un attimo le scippa la borsa facendola cadere a terra. La donna, il viso sanguinante, impaurita, viene soccorsa dagli agenti della volante. La signora non riesce ad alzarsi, in ospedale le vengono riscontrati traumi in viso e alla testa, alcune fratture al braccio. Scattano le indagini della polizia, fondamentali le testimonianze dei presenti e le immagini degli impianti di videosorveglianza. Individuato, il giovane è stato arrestato. Si tratta di un 16enne di etnia rom. Per gli inquirenti è lui l'autore della rapina. La giustizia ha fatto il suo corso. La polizia in poche settimane, grazie ai filmati, ha dato un volto e un nome all'aggressore. Resta il problema della sicurezza per anziani fragili come la vittima della rapina nella città della Piana, una donna che in pieno giorno stava andando dal suo medico curante e si è ritrovata a vivere un incubo. Sequestrata dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Cosenza un'automobile del valore di 26.000 euro appartenente al boss Franco Muto, detenuto in regime di 41 bis. Questa Jeep Renegade di prima immatricolazione del valore di euro 26.500 è stata sequestrata al Re del Pesce Francesco Muto. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti del boss dell'omonimo clan cetrarese, ristretto in regime di 41 bis. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta del procuratore Spagnuolo è scaturito da un'indagine di polizia giudiziaria effettuata con riferimento alle disposizioni normative che disciplinano il monitoraggio e il controllo delle variazioni patrimoniali dei soggetti destinatari di misure di prevenzione e condannati per reati di particolare allarme sociale. I soggetti condannati per reati di stampo mafioso e quelli colpiti da misure di prevenzione infatti sono obbligati a comunicare alla Guardia di Finanza per 10 anni decorrenti dalla data del provvedimento definitivo emesso a loro carico ed entro 30 giorni dal fatto tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio di valore non inferiore a 10.000 euro. Le Fiamme Gialle, attraverso l'utilizzo delle banche dati, hanno ricostruito l'intera vicenda della compra-vendita dell'autovettura effettuata presso una concessionaria con sede in un'altra regione d'Italia, accertando le violazioni di legge commesse da Franco Muto, al quale è stato contestato il reato di omessa comunicazione di variazione patrimoniale. Dunque, il provvedimento cautelare emesso è finalizzato alla confisca dell'autovettura, che passerà adesso al patrimonio dello Stato. Le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato in ragione delle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata lo scioglimento del Consiglio Comunale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, e la proroga dello scioglimento della gestione commissariale dei Consigli Comunali di Nicotera e di Tropea, entrambi in provincia di Vibo Valentia.
Smantellati ai Carabinieri di Roma 2 gruppi criminali, uno a connotazione camorristica e l'altro che si avvaleva della collaborazione di esponenti dell''ndrangheta che operavano nella capitale. 19 le persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di cocaina aggravata dall'uso delle armi e spaccio di droga. Beni per circa €1 milione sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri di Reggio Calabria ad un imprenditore reggino. Il provvedimento fa seguito alle risultanze dell'operazione ADA che nel 2013 ha portato all'arresto di presunti affiliati alla Cosca Iamonte di Melito Portosalvo, tra i quali lo stesso imprenditore. Aveva un vero e proprio arsenale nel garage di casa, nei guai un 14enne nel Vibonese. Nel corso di una serie di controlli, i carabinieri di Nicotera e di Tropea hanno trovato dentro il garage addirittura un Kalashnikov, oltre a delle munizioni di vario calibro. Resta da capire come le armi siano arrivate nelle mani del minorenne e dunque accertare eventuali altre responsabilità. I carabinieri del Nord hanno arrestato a Crotone un commerciante cinquantenne che è stato trovato in possesso di 50 proiettili calibro 7,65 e di altrettanti calibro 3,57 e di 3 flaconi di metadone. Il materiale era nascosto nel suo chiosco bar. Un bracciante agricolo di 51 anni di Strongoli è stato arrestato per furto di energia elettrica. Nel corso di un controllo i carabinieri hanno scoperto che aveva messo un magnete sul contatore del proprio negozio così da alterare la registrazione dei consumi di energia, mentre nell'abitazione aveva realizzato un allaccio abusivo alla stessa rete bypassando il contatore. A Gioia Tauro ancora sversamenti nel fiume Budello. Il fiume Budello, che attraversa la città di Gioia Tauro, torna nuovamente a far parlare di sé. È da giorni infatti che il colore del corso d'acqua ha assunto una colorazione inquietante, nero come il petrolio. L'allarme è stato lanciato dagli attivisti del Comitato Fiume con la pubblicazione di alcune foto sulla pagina Facebook del Comitato Gioiese, abbastanza eloquenti, che hanno destato apprensione e sdegno da parte della popolazione. Il Comitato fa sapere di aver già segnalato il tutto alle autorità competenti, in questo caso i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera di Gioia Tauro, che sono intervenute per cercare di risalire ai responsabili dell'inquinamento. Presumibilmente lo sversamento è da addebitarsi ai frantoi che sono collocati a monte del corso d'acqua nelle campagne tra Rizziconi e Gioia Tauro. È infatti possibile, come già accertato in altri casi negli anni passati, che si possa trattare delle acque reflue dei frantoi presenti nella zona, più in particolare delle pulizie delle vasche di raccolta delle acque di vegetazione. Un'azione diventata oramai una prassi delittuosa che ha assunto le caratteristiche di una vera piaga ambientale. I primi sospetti ricadono dunque sugli olefici dislocati lungo il tragitto del fiume, ma solo l'esito delle indagini dirà se si tratta di questo. A Bovalino adesso per le giornate del FAI. 24-25 marzo il FAI promuove le bellezze d'Italia nell'ambito delle giornate del Fondo per l'Ambiente Italiano. La Calabria a pieno titolo nell'ambito del programma nazionale che premia la territorialità e il territorio di questa regione ha autentiche perle che vanno riscoperte e soprattutto ripopolate, non solo di uomini, donne e bambini, ma anche di idee. Bovalino Superiore è un piccolo borgo, forse rimasto anonimo per diverso tempo, e per questo che l'amministrazione comunale, in occasione appunto delle giornate del FAI, inserendosi in questo importante progetto, ha pensato di sostenere con convinzione l'idea della valorizzazione dei borghi. E il FAI non è rimasto sordo, anzi ha voluto dare centralità anche a Bovalino Superiore. E così sabato e domenica questo piccolo e splendido borgo sarà al centro di una positiva attenzione, come è stato spiegato in una conferenza stampa questa mattina. Il 24 e 25 marzo Bovalino farà parte dei 1000 luoghi aperti che il FAI ha scelto per mettere alla ribalta le bellezze del nostro territorio, del territorio italiano e del territorio bovalinese. Finalmente portiamo alla ribalta le bellezze del nostro territorio. E adesso la pagina sportiva. Trasferta amara per il Rende che torna sconfitto dalla trasferta di Lentini. La sfida della Serie C con la Sicola Leonzio si è chiusa con il risultato di 1-0 grazie alla rete firmata da Esposito sul finale del primo tempo. 3 punti pesanti che consentono ai siciliani di superare momentaneamente in classifica il Cosenza, impegnato domani pomeriggio contro Racing Fondi. Nulla da fare dunque per i biancorossi nonostante un buon inizio partita. Poche le emozioni offerte anche nel finale. Solo negli ultimi minuti di recupero si è generato
un'occasione di pareggio per i biancorossi, ci ha provato Franco ad imbrigliare Narciso, ma il portiere del Sicola ha parato in sicurezza al 90°. Il Catanzaro invece pareggia in casa contro la Virtus Francavilla, 1-1 il risultato finale dell'incontro al Ceravolo. Al 43° passano in vantaggio gli ospiti con il gol di Valerio Anastasi. Il pareggio arriva nel secondo tempo grazie alla rete di Severiano Infantino all'81°. Il Catanzaro porta così a casa un punto che consente di interrompere la serie negativa di 4 sconfitte consecutive. Le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. L'afflusso di aria fredda sul Mediterraneo continua ad alimentare l'instabilità che già da più giorni sta interessando la Calabria. Si assisterà ad un sensibile calo delle temperature ed alla ricomparsa della neve, in prima battuta sui monti, ma a seguire probabilmente a quote anche più basse. Andiamo a vedere le previsioni in dettaglio per la Calabria nelle prossime ore. Giovedì mattina avremo cieli molto nuvolosi su tutta la Calabria, con precipitazioni tra il moderato e il forte su Crotonese e Cosentino, tra il debole e il moderato altrove. Le nevicate sui monti si attesteranno alle seguenti quote: 700-800 metri su Pollino, 900-1000 metri su Sila, 800 metri circa su Sila Greca, 1200 metri circa su Serre e Aspromonte. Giovedì pomeriggio vi saranno fenomeni residui su Cosentino, ancora piogge moderate invece su Calabria centro-meridionale e nevicate che interesseranno Aspromonte e Serre Vibonesi alla quota di 1100-1200 metri. Il limite delle precipitazioni nevose, ove presente calma di venti, potrebbe scendere anche a quote di collina. Diamo ora uno sguardo al comportamento dei mari e dei venti. Giovedì i venti soffieranno da nord-nord-est moderati su Tirreno, con moto ondoso in attenuazione rispetto al dì precedente. Sullo Ionio la ventilazione sarà forte da nord-nord-est, con mari mossi o molto mossi. Prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché alla nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.